Anche l'Amico Volley arriva al suo 10° compleanno e lo festeggia ospitando una squadra da fuori provincia che si aggiudicherà il primo posto e mettendo in bella mostra l'intera attività della PGS Carrarese, che non è di sola pallavolo. Siamo a 2 Carrare, nella Bassa Padovana, nel patronato parrocchiale, dove ogni anno le partecipanti under 12 giocano e si divertono stando assieme ininterrottamente per 2 giorni, pernottamento in palestra compreso. Siamo arrivati alla 10ª edizione, abbiamo 16 squadre, un ottimo successo anche quest'anno, siamo molto soddisfatti, il tempo ci ha aiutato. È emozionante vedere tanti bambini e tante persone che gravitano attorno allo sport che sostanzialmente è aggregazione, è comunità e dà il senso del nostro vivere comune. Lo sport deve essere soprattutto questo, soprattutto a questi livelli dove lo sport deve essere aggregazione. Poi una volta che i ragazzini cominciano ad avere 15-16 anni, che cominciano ad andare in categorie più importanti, allora lì comincia a venire fuori l'agonismo, ma a questa età è importantissimo l'aggregazione e ai giorni nostri, nella società in cui viviamo, sappiamo che è una cosa fondamentale. Questo è quello che dicono i grandi, ma ecco i giovani protagonisti del Legnaro, vincitori della Coppa Disciplina. L'Amico Volley è anche una bella esperienza, un momento per giocare insieme, per divertirci, per imparare di più cose nuove. Noi siamo stati tra i più piccoli e siamo arrivati penultimi, 15esimi, e è stato bello anche se abbiamo perso. La cosa che mi è piaciuta di più è quando siamo andati tutti in palestra e abbiamo dormito nei sacchi a pelo. E anche quando abbiamo vinto la finale della partita. La cosa che mi è piaciuta di meno è niente, tutto bello. Alla fine i Chioggiotti del Volley Clodia si sono aggiudicati il torneo sconfiggendo per 2-0 il Brugine. Terzo il Vision Volley, quarto il Cadoneghe. È stata una bellissima esperienza perché abbiamo conosciuto tantissime ragazze che arrivano da un'altra realtà, dalla realtà di Padova. È stato bello perché abbiamo conosciuto tanta gente, tanti genitori, e un'organizzazione perfetta, tutti quanti disponibilissimi, e quindi penso che sarà un'esperienza sicuramente da ripetere. La PGS Carrarese sta mietendo una serie di risultati straordinari con il settore giovanile, superati in provincia solo dalla Pallavolo Padova, società di Serie A, che con il proprio allenatore Baldovin ed un paio di atleti è stata presente alle premiazioni dell'Amico Volley. Siamo stati molto soddisfatti perché abbiamo anche quest'anno 3 squadre in eccellenza, sia l'Under 14 maschile e femminile, sia l'Under 13, siamo molto contenti. Specialmente anche nel settore maschile abbiamo ottimi risultati. Se non fosse per il Padova avremmo stravinto dappertutto quest'anno. Noi comunque siamo una società molto ben radicata nel territorio, sappiamo che il nostro pubblico in maggior parte sono praticanti della pallavolo e quindi il nostro pubblico proviene proprio da questa realtà. Ed ecco l'altra faccia della Carrarese. Agli stand della Vivi 2 Carrare, manifestazione comunale, la ginnastica ritmica targata PGS ha fatto parlare di sé. Abbiamo circa 30 atlete e i numeri stanno crescendo anno per anno. E dall'anno scorso abbiamo iniziato l'agonismo e con il gruppo di 6 bambine. Siamo appena tornate dai campionati nazionali che sono stati svolti a Rimini, il 30-31-1, e abbiamo raggiunto un importante risultato con Elisa Cavraro, che è arrivata prima nella sua categoria come individualista a corpo libero, e Martina Fasolato quinta con il cerchio nella sua categoria, un po' più grandi, delle atlete un po' più grandi.